Concludo con un'osservazione di carattere generale. Ho voluto accennare al tema della famiglia, dell'educazione, del lavoro, dell'immigrazione. Bisognerebbe aggiungere il grande problema della sanità, su cui voi portate una gravissima responsabilità, il problema delle libertà realizzate, perché le libertà non si possono solo definire teoricamente, bisogna attuarle. Il compito vostro è attuarle, mettere tutti in condizione di poterle attuare queste libertà. Ma permettetemi una conclusione rapida di carattere generale. Io credo che dopo la caduta dei muri realmente sia nata ciò che con una parola ancora imprecisa possiamo chiamare la postmodernità. Cioè realmente siamo entrati in una epoca nuova. Non sono tanto finite le ideologie, sono piuttosto finite le utopie. Comunque siamo entrati in un'epoca in cui i cambiamenti sono assolutamente inediti. Cioè ciò che l'uomo riesce a fare sulla nascita, sulla sua genesi, quella bioetica, e ciò che riesce a fare intorno alla sua morte, ciò che riesce a fare nelle scoperte cosmologiche, nelle neuroscienze, eccetera, stanno la civiltà delle reti, il meticciato di culture, il rapporto globalizzazione-localizzazione sta realmente cambiando radicalmente le condizioni di vita rispetto a 30-40 anni fa. Sembra a me che siamo entrati in una fase in cui, per così dire, l'antropologia assume un carattere pascaliano. Cioè Pascal, come voi sapete, insisteva molto sull'elemento di scommessa, diceva che la fede è ultimamente una scommessa. Allora io vorrei quasi dire che la risposta alla grande domanda che tutti ci portiamo dentro, chi è l'uomo, è diventata oggi una scommessa, ha assunto il peso di una scommessa. Chi vuole essere l'uomo del terzo millennio? Chi vuole essere? Deve scegliere. Vuole essere, come dice un filosofo della scienza tedesco, solo il suo proprio esperimento? Vuole essere soltanto qualcuno che di volta in volta prende atto di ciò che le scienze empiriche ci vanno dicendo, così che la politica altro non sia se non il tentativo di costruire regole che sempre cambiano e sempre debbono cambiare per assecondare queste scoperte? Oppure, io penso e ne sono convinto, vuole essere un io in relazione. Io scrivo sempre queste tre parole con i trattini, io trattino in relazione, perché è la definizione compiuta dell'io. Un io in relazione può benissimo tener conto di tutte le scoperte scientifiche autentiche, esse non sono in nessun modo in alternativa. Può tener conto della pluralità di visioni presenti in una società, esse non sono in alternativa. Però un io in relazione è un io che parte dal riconoscimento della indisponibilità, della dignità della persona umana e della necessità che questa persona possa imparare cos'è il bene e cos'è il male, a cominciare dalle relazioni costitutive, quelle parentali, qualcuno ha parlato giustamente della catena delle relazioni, e coltivando delle relazioni buone può imparare che cos'è il bene e quindi compiere pratiche virtuose. Ebbene, io credo che la politica, che il vostro compito, che è anche compito legislativo, debba realmente implicare che ciascuno di voi si misuri con questa grande scommessa antropologica nella sua vita personale e nella sua vita di relazione. Io credo che il Veneto sia un grandissimo patrimonio non solo per l'Italia e per il mondo, e che il metodo federalista, se ben concepito, può valorizzare l'unità del nostro popolo italiano
renderla concreta e percorribile e rendere più presente la voce sostanziale della nostra grande tradizione che ha sposato Alessandria, Gerusalemme, Atene, attraverso Roma, attraverso il cristianesimo, nel consesso di tutti i popoli. Allora il mio augurio è che voi possiate, nella vostra forma altissima di filia, di amore civico, operare questa scelta di porre l'io in relazione, cioè la nostra comunità, in cima a tutte le vostre azioni e decisioni. Grazie. Di continuare con altri mezzi il dialogo non l'ho detta per modo di dire, e sono benvenute anche le critiche che si fanno normalmente tra persone civili. Se rispettano questo sono benvenute. Grazie a tutti.